Challenge, le semifinali. La seconda semifinale, l'attenzione sale alle stelle ragazzi, perché ci avviciniamo al gran finale. Abbiamo già 2 finaliste, Bagheria e Forlì, oggi altre 4 squadre, anzi 5 squadre, volevo vedere se eravate attenti, e avremo un'eliminata subito, immediatamente dopo il primo test, ma vado a presentare i miei giudici. Il primo, Mirko Cheyenne. Ma come siamo John Wayne? Accidenti. Ah, non va neanche ad accomodarsi. Ti lasciamo senza parole. Benissimo, andiamo avanti. Cristina Bozza, eccola qua. Mi state stupendo, attenzione, eh. Signori, Claudio Morel. Io sono senza parole. Prego, prego. Ti abbiamo presentato 4 mute di... È il bello della diretta, è il bello della diretta, è il bello della semifinale. La tensione sale, ma io vado a presentare la mia presidente di giuria, signori, Cristina Lazzari. Mi piace un minimo, mi aspetti al microfono, qui non ci va. La serietà. Io tornerei indietro. La serietà. Io mi aspettavo Cristina a cavallo, sono sincero. Ho detto, ma entra col cavallo. Con il caleste. Vero, vero. Cristina, come va? Bene, benissimo, una bellissima esperienza. È stata una prima grande semifinale, abbiamo avuto. Toccato veramente con mano la bravura, la preparazione, la creatività e soprattutto l'impegno. Ogni squadra ha messo veramente tanto di formazione, tanto di capacità. Vero. Siamo estremamente soddisfatti e fieri come accademia. Abbiamo visto un grande lavoro e 2 squadre straordinarie nella prima semifinale, Bagheria e Forlì, che hanno avuto accesso alla finale. Altre 5 ne vedremo oggi e appunto abbiamo già ricordato i soliti 2 test, il speed test 15 minuti e poi avremo il lookmaker test con un'eliminata subito al primo turno. Esatto, però non dimentichiamo che anche le squadre eliminate erano veramente molto brave, veramente capaci, è stata una scelta estremamente difficile. Bene, Cristina, io ti invito a raggiungere questi folli, vedi oggi come sono? E allora presento la mia direttrice didattica del Lookmaker Institute, la parte seria di questa trasmissione, signori, Stefania Fornoni. Mi piace un minimo, mi aspetti al microfono. Eccomi! Ciao Marco! Vedi, ormai adesso... Ah, bene, bene, qui oggi alla grande. C'è aria di festa! Ma li hai visti? Li hai visti come si sono? Mi fanno un po' paura, anzi direi che 3 pistoleros in giuria dovrebbero far paura un po' ai concorrenti, devo dire, un po' da mezzogiorno. Ma guarda lei, guardala lì, guardala. Vi abbiamo voluto presentare un country chic, visto che nessuno l'ha portato. Non so se avete notato, vedi, la finezza. Imparate a leggere tra le righe. Ma che ne sai, capace che oggi usciva fuori, che ne sai? Vabbè. Allora, Stefania, diamo il via. Seconda semifinale. Esatto. Abbiamo avuto, come abbiamo già anticipato, Bagheria e Forlì nella prima. Esatto. Io dico che intanto presentiamole, eccole qua, vedi? Cuneo, allora partiamo dalla nostra sinistra. Nostra sinistra, vostra destra, ovviamente. Prego, la nostra capitana che arriva da? Mestre. Dici. Allora, noi emozionata? No, ma figuriamo. Per niente? Ma assolutamente no, sono così tranquilla. Io e la mia squadra siamo qui per stupirvi.
Addirittura? Certo che sì. Sentiamo che ci dice Cuneo. Alla nostra destra, vostra sinistra. E noi cercheremo di fare altrettanto, di Vero? soddisfare le esigenze dello stupore. Bene. Dalla capitale, Morlupo. Anche noi siamo qui per partecipare e Pensa. per dare il meglio. Bene. A Napoli. Come va? Bene, grazie. Bene arrivate. Grazie. Che ci dite? Emozionate? Chiaramente non siamo per partecipare. No, vero? Siamo per vincere. certo. Lo sfatiamo sto tabù? Certo. Tutti dicono l'importante è partecipare, non è vero. Certo. L'importante è vincere. No, scherzo. Locri, prego. Io e la mia squadra siamo pronti, accendiamo i motori e partiamo. Accendiamo i motori, è bella ragazzi. Qui Accendiamo i tra motori. pistoleri Qui tra pistoleri, motori e oggi. piloti, Ragazzi. il clima è bello caldino. Mamma mia, mamma mia. Allora, le solite due prove, nostre prove Esatto. fantastiche, quindi lo speed test, 15 minuti. Per mettere appunto un outfit a prova di pistolero. Prova di pistola. Oggi siamo a colpi, Però c'è una novità, giusto? Certo. Quindi noi abbiamo 5 squadre, però chi otterrà il punteggio minore Esattamente, al Ahimè. termine di questa prima manche ci lascerà, Ci lascerà, purtroppo. Quindi purtroppo. questa è la prima novità, diciamo, di questa semifinale. Esatto. Quindi 5 squadre, le ripeto, Cuneo, Locri, Mestre, Morlupo e Napoli. Al termine della prima manche speed test ci lascerà. Quindi io direi 3, 2, 1, al lavoro! Sono passati 3 minuti, comunicazione, 3 minuti. Allora, dove vogliamo andare? Andiamo a Mestre? Andiamo a Mestre, a cavallo a Mestre, quando arriviamo? Vai. Ciao Federica. Ciao Cristina. Raccontaci cosa stai realizzando. Ti racconto che questa ragazza la mandiamo a un bellissimo party chic. Già questo Attenzione, la camera. ti dice qualcosa. Dunque ti stupiremo. Già mi sta piacendo questa situazione. Vedi? Noi sai a Venezia siamo un po' particolari, siamo degli artisti. E oggi spero di darvi a voi tutti un ottimo risultato. Poi te lo racconto più tardi. Vabbè, ti lasciamo lavorare allora. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Vieni Mirko, vieni. Con Vengo, il tuo- sono tutto tuo, Vieni Marco, dal tuo puledro. Tutto tuo. Dimmi tutto, amico Vieni mio. dal tuo puledro. Sono il tuo puledro. Dove vogliamo andare? A cavallo? Ci si può arrivare col cavallo? Ci dobbiamo arrivare per forza, Perché no, se- non abbiamo altro mezzo. Se via mare, insomma, dimmi tu, decidi. Andiamo a Napoli, dai. Andiamo a Napoli. Da Da queste splendide ragazze. Ragazze meravigliose,
Ah, sì, prego. Parlo con lei? Tanto dammi un bacino. Hai rotto il ghiaccio? Prego, mia cara, prego. Questo con questo, con questo. Questo è particolare, amore. Non male. Ragazzi, allora noi portiamo un po' di napoletanità, nel senso che a Napoli in questo periodo cominciamo con i brunch, dei bellissimi brunch e molto spesso a tema. Okay. Adesso io non voglio svelarvelo ancora il tema in verità perché non voglio rompere l'effetto sorpresa, però uno dei più ambiti brunch a tema è proprio particolare. Noi abbiamo scelto questo tema che dopo vi diremo. Quindi non mi dici tutto, mi dici tutto e non mi dici Ti dico niente? tutto, non ti dico niente perché preferisco l'effetto sorpresa. Io mi auguro che fa colpo la sorpresa. Che non mi deludi. Sono certa di sì. A vederti già c'è una bella presenza, una bellissima immagine, quindi noi Lookmaker abbiamo... C'è anche un po' del tema che andrò a presentare. Addosso a te? Sì, qualcosa. Ah, non anticipiamo, non Dammi anticipiamo. dammi un altro Ragazzi, bacino. grazie. Ti lascio, sei meravigliosa. Grazie. Sono trascorsi 5 minuti, Claudio, vieni. Eccomi. Che cavallo hai, Claudio? Non lo so, per oggi mi sento un po' nel Far West. È vero, ma leggermente. Ma sì, assolutamente. Quindi, dove andiamo? In Calabria? Ce ne andiamo in Calabria? Andiamo. Assolutamente. Aspetta che prendo il mic. Ciao. Passo avanti, scusate, prego. Allora, qui abbiamo una giornalista di moda che va a un brunch di lavoro a Milano, al Duomo. Sì. E vogliamo sdrammatizzare questa sua fermezza al lavoro con uno stile doll girl. Ok. Quindi proprio di queste ragazze che emulano le bambole e riprendiamo tutto questo tra il trucco, i capelli e vari accessori dell'outfit. Perfetto, quindi vedo che qui state ricciando già dei capelli, quelli col make-up, bene. Ok. Sì. Ottimo, vi lascio lavorare. Delle onde leggere. Va bene, grazie mille. Grazie Claudio. Cristina, prego. Eccomi Marco. Ce ne andiamo a cavallo nella capitale. Ma noi ce l'abbiamo il cavallo, quindi andiamo a piedi. E noi andiamo a piedi nella capitale, restando nella capitale. Ciao. Ciao Cristina. Allora, come sta andando? Tutto benissimo, allora, possiamo grazie. sapere anche con voi qual è l'occasione per questo lavoro, come l'avete contestualizzato? Posso dire anche il tema, quello che stiamo facendo, l'occasione? Allora, lei ha avuto un invito a cena e stiamo adesso facendo il make-up e l'acconciatura. Allora, quindi il dress code lo teniamo ancora riservato e lo diremo dopo. Sì, beh, io sono comunque stupita dalla quantità di attività che sono riusciti a fare tutti in 3-4 minuti. Questo evento verrà svolto in un ristorante al mare che ha un nome che ve lo svelerò dopo, ma non è un ristorante reale. Abbiamo creato, non facciamo pubblicità. Se no facciamo pubblicità, senza fare pubblicità. È inventato, grazie. Grazie, bene. Grazie. Aspettiamo. Dalla capitale al Piemonte ce ne andiamo a Cuneo. Andiamo a Cuneo. Quindi saliamo con un volo pindarico. Qui troviamo un pony, io so basso proprio. No, guarda con me, cioè con i miei colleghi. Allora, accidenti, quindi anche voi nel giro di una manciata di minuti siete riusciti a fare pochissimo già un lavoro enorme. Possiamo sapere anche da voi quale sarà il contesto in cui si troverà la nostra modella cliente? Diciamo un aperitivo. Poi scopriremo esattamente con l'outfit il dettaglio. Un aperitivo serale o prima un aperitivo serale? Serale, benissimo, buon lavoro. E allora, grazie. Comunicazione, mi fanno segno 8 minuti ragazzi, 8 minuti. Devo dire, il lavoro è, miei giurati, i miei cavallerizzi, stiamo andando bene alla grande. A colpi di tacco andiamo avanti. A colpi di tacco. Stefania. Eccomi Marco. Direi una partenza,
Una partenza, sì, esatto, con grandi aspettative. Abbiamo anche visto la puntata precedente che c'è stato parecchio... Nella prima semifinale, sì. Sì, esatto, sì. E quindi c'era una grande attenzione da parte dei lavori dei team, ma anche una certa attenzione da parte dei giudici rispetto poi ai lavori, quindi più si sale, più si va a guardare il dettaglio, no? Certo, siamo ad una semifinale, semifinale, quindi è giusto che ci sia e quindi la parte. Un minuto, mi fanno segno, attenzione, un minuto al termine. Ragioniamo sempre su degli ottimi lavori dove però l'occhio del lookmaker esperto riesce a trovare quei dettagli di equilibrio o insomma magari un po' da armonizzare, ma devo dire che i ragazzi stanno lavorando in poco tempo molto bene, devo dire. Un ottimo speed test. Assolutamente sì. E allora siamo quasi giunti al termine. Invito le squadre ad affrettare il lavoro, a velocizzare. E allora 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop alle spazzole! Stop! Ragazzi, stop! Un passo indietro le squadre, gentilmente, e vediamo le nostre modelle. Ragazze, modelle in piedi, gentilmente. Giudici, prego. Che mi dite un vostro primo parere? L'abbiamo detto. Abbiamo, insomma, stanno tutti belli in linea. Comunque hanno presentato ognuno una diversità in ogni modella, quindi 4 mood, 5 mood, uno differente dall'altro. E niente, ci siamo. Cristina, ti vedo attenta. Scusate, allora sono molto attenta perché vedo con piacere che c'è stato un occhio sensibile alle tendenze da parte della maggioranza, ognuno l'ha sviluppato secondo le proprie vibrazioni e il proprio stile. E c'è un fil rouge che collega soprattutto 3 outfit secondo lo stile e la tendenza. Vedo che il boho chic che abbiamo visto molto la scorsa stagione, che ritroviamo di nuovo in primavera, continua proprio anche come stile di vita. Un bel lavoro di impegno da parte di tutti quanti. Bene, allora io ho voluto appositamente invertire le cose perché adesso voglio dare parola ai capitani, perché voglio sentire. Partirei da Locri. Prego. Ok. E possiamo far commentare alla stylist, certo, per favore? Grazie. Attenzione al microfono, prego. Prego. Allora, noi qui abbiamo la giornalista di moda che va a un brunch di lavoro al Duomo di Milano. Abbiamo cercato di sdrammatizzare questa sua fermezza del lavoro proprio con lo stile doll girl, proprio per riprendere la ragazza proprio che emula la bambola. E abbiamo cercato di riprendere questo con gli accessori, lo stile dei capelli e sdrammatizzare anche questo poi con dei piccoli dettagli tipo il trench in pelle che danno un tocco un attimino un po' più dark allo stile. Grazie, prego. Napoli. Dunque, allora, noi abbiamo voluto dare un'identità a questo outfit dando il tema hippie chic, ovvero anni un po' figli dei fiori. Abbiamo utilizzato uno chemisier di jeans perché sappiamo che in quegli anni il jeans era il must have, quindi abbiamo utilizzato, però abbiamo sfruttato le tendenze di quest'anno che sono proprio dello chemisier. Adesso lo abbiamo utilizzato in jeans per dare proprio più personalità all'outfit. Però è un abito che quest'anno andrà moltissimo, una tipologia di abito che quest'anno sarà molto di tendenza. Naturalmente nell'acconciatura abbiamo seguito il tema, perché come avevo prima anticipato, noi a Napoli abbiamo questi brunch a tema pazzesco su questa costa nostra bellissima,
e il più ambito è proprio il flower party, e dove vediamo questo colore, dove vediamo, senza però rendere carnevalesco l'outfit. È molto fluido, molto fresco, molto giovanile, molto delicato, perché lei è una ragazza da un viso angelico, molto delicato, e quindi abbiamo mantenuto questa delicatezza nell'outfit. Abbiamo scelto una borsa vintage con le frange, non so se si nota, che è proprio tipica di quell'epoca. E questo. Grazie, grazie. Morlupo, prego. Noi per la nostra modella aveva un dress code in un locale dove si celebrerà un 50° di una collega d'ufficio, e il dress code è blu e oro. Noi abbiamo creato quest'outfit essendo in un ristorante al mare di fuori, all'aperto. In esterno? Sì. All'esterno, e abbiamo pensato a questo tailleur per illuminare appunto anche il viso, perché questo colore le dà molta brillantezza, e abbiamo pensato a quest'outfit. Bene, grazie. Grazie. Cuneo. Posso parlare la mia stylist? Prego. Stylist? Giulia? Allora, noi per la nostra modella abbiamo scelto un look boho chic, che non è solo un modo di vestirsi, ma è un simbolo di libertà, che combina capi di vita quotidiana con una sorta di romanticismo bohemien. Sembra un look fatto a caso, in realtà è tutto estremamente curato nei minimi dettagli. Bene, grazie. La parola a Mestre. Eccomi qui, su Irene abbiamo creato anche noi un look boho chic. Non so se tu, Marco, sai cosa vuol dire boho. Come no? Sì. Me lo spieghi tu, perché lo spieghi io? No, io la trasmissione io faccio il conduttore, quindi... Allora, No, boho non lo so. chic cos'è? È una mescolanza di stili, di tessuti e di colori. Meraviglioso. E che da dove arriva? Arriva dalla Francia nel XIX secolo, dove praticamente gli scrittori, gli intellettuali prendevano spunto dai gitani che arrivavano dalla Boemia, e per questo motivo si chiama boho. E noi l'abbiamo creato in questo boho chic, perché con questa ciglia molto importante, l'accessorio che ha tutte queste stelline, ha sotto questo, diciamo, bikini tutto dorato, la rende chic. Grazie anche per il riferimento storico. Ragazzi, prego, datemi i vostri pensieri, trasformateli in voti. Stefania. Marco. Allora, hai visto anche i riferimenti storici abbiamo? Sì, qui, c'è un certo fil rouge in alcuni outfit, Vero. devo dire. Poi i ragazzi di adesso hanno veramente questa fortuna di poter attingere a tanti stili, a tante interpretazioni, anche mescolanze, anche riferimenti al passato, contemporanei. Quindi è una moda che veramente offre tantissimo. Quindi il compito del lookmaker è cercare anche di soddisfare la tipicità della persona, le sue caratteristiche o il gusto e anche l'età, e andare anche a trovare la giusta armonia, perché armonia poi non è noia, anzi è un equilibrio in un insieme magari anche inaspettato, che rende un'immagine, uno stile davvero giusto. Esatto, devo dire che al Lookmaker Challenge non ci siamo fatti mancare nulla. No. Abbiamo fatto i riferimenti al sociale anche nella scorsa puntata, appunto nella prima semifinale. Oggi ci siamo accostati a dei riferimenti storici, quindi oltre all'arte, alla cultura, stiamo spaziando veramente. Certo, perché comunque... Non oso immaginare cosa accadrà in finale. Ma non è solo tecnica, in realtà è anche cultura e preparazione, anche su tutto quello che ci ha preceduto, perché anche la moda di cui Cristina Lazzari si occupa continuamente in accademia, la moda comunque attinge al passato, ma se noi non sappiamo che cosa definiva la moda del passato, rimane un po' un'informazione molto superficiale. Hai notato che abbiamo respirato l'aria della semifinale, mentre nelle prime 6 puntate lo speed test, come abbiamo spesse volte detto, partiva sempre un po' in sordina, no? Un pochino. In queste 2 semifinali devo dire che c'è stato il gran lavoro e la partenza con il turbo sin da subito. Con grande attenzione ai dettagli e anche ricchezza nella creazione degli outfit, devo dire, quindi molto bene. Perché ricordiamo una cosa fondamentale, importante, che abbiamo già ripetuto molto spesso:
qui non siamo all'interno di un salone, siamo all'interno di uno studio televisivo, quindi subentra anche l'emozione, subentra la frenesia di voler fare. Però devo dire che i nostri concorrenti, che hanno già superato gli step precedenti, hanno cominciato anche a convivere con questa sorta di tensione. Sono un po' abituati Esattamente. alle telecamere. Bene, e allora in attesa del nostro verdetto io vorrei sentire, ragazzi, che mi dite? Che mi dite? Cristina? Io? Sì. Cristina, io. Cristina, io. Ma io mi esprimo dopo, alla prossima. Ti esprimi dopo? Alla prossima. Siete incredibilmente silenziosi. O è il cappello? No, stiamo comunque osservando tutti i mood che i ragazzi ci hanno presentato. Comunque sono uno differente, ripeto, uno differente dall'altro. Sì, anche hanno con lavorato originali. tutti bene. Ma io mi chiedo, niente. se oggi a vostra insaputa ci fosse stato un tema western o country, ma che non mettevamo mano, scusate, ve lo dico. Perdonatemi, ci avete pensato a questo? Qui siamo tutti lookmaker, quindi... Che facevi? Te spogliavi? No, Cioè, nel senso che comunque anche te una giacchetta un po' più diversa ogni tanto no, metterei. il conduttore è una regola televisiva. È una regola televisiva. No, il conduttore non deve mai si cambiare. Scherza, mai. Si scherza, Mai. si scherza Mai. sempre. Tu sei un presentatore, è giusto che sia così. Allora voglio dire, niente, i mood tutti, cioè, bei lavori, tanto impegno. Si sta a fare più difficile di quello che siamo alla semifinale. Siamo alla semifinale, quindi... Ho notato una grande volontà narrativa da parte di alcuni di loro, quindi ci hanno fatto proprio entrare nel mood, nella situazione, vuoi che sia un brunch, che un aperitivo, che un ristorante, però hanno avuto tutti la capacità di farci vedere la situazione e di immaginare la loro modella in quel contesto lì, e credo che la verbalizzazione sia estremamente importante, il saper esporre fa parte della professione di lookmaker ed è fondamentale. E allora al termine di questo primo test non ci rimane che dare voce al nostro LED. Prego, partiamo dalla prima classificata. Cuneo, 20. Prego, LED. Mestre, 19. Attenzione, terzo posto, Napoli, 18. E attenzione perché qui adesso, cara la mia giuria, Stefania, ci sarà la prima eliminata. Quindi andiamo a leggere la quarta posizione e automaticamente la prima squadra che ci lascerà. LED Morlupo 17. Stefania ci lascia Locri. Con grande dispiacere e anche personalmente con un po' di sorpresa, devo dire. Vero? Sì. Dimmi perché? Perché? Niente, posso esprimermi? Secondo me sì, tu sei la direttrice Ho apprezzato didattica. tantissimo il lavoro del Hanno fatto un bellissimo gruppo lavoro. di Locri, decisamente. Quindi non me l'aspettavo, ma è giusto, i giudici hanno dato le loro votazioni, però non possiamo non apprezzare il lavoro di questo gruppo, anche nelle prove precedenti, quindi davvero notevoli. E allora rileggiamo la classifica. Le 4 che si contenderanno i 2 posti per la finale sono Cuneo in testa con 20 punti, Mestre 19, segue Napoli a 18, Morlupo 17. Un applauso all'Ocri per l'ottimo lavoro. È una gara, è una sfida. Stefania. Eccomi. Che partenza, ragazzi, che partenza. E allora è il momento del test importante, quello che ci dirà il verdetto, e cioè ci darà le altre 2 finaliste. Esattamente, quindi grande pressione ancora. Se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, io sto cominciando a sudare, devo dire. Io da inizio già. Quindi allora ripartiamo, vediamo, insomma, abbiamo Mestre, Cuneo, Napoli.
e Morlupo sono le 4 squadre che si contenderanno questi 2 posti per la finale. Io non voglio, vi dico una cosa che un conduttore non dovrebbe dire, non vorrei essere nei vostri panni in questo momento e soprattutto in quello dei giudici, perché sono teso io, figuriamoci, insomma. Sì. Quindi io direi 3, 2, 1, si parte! E allora sono trascorsi 10 minuti e io sento già, io lo sento il cavallo, ragazzi, io lo sento, sta arrivando. Eccolo Mirko, vieni. Vengo Marco, dimmi vieni. tutto. Ciao. Al trotto, dove ce ne andiamo? Decidi tu Marco. Ma a Cuneo? Andiamo a Cuneo. Siamo vicini a Cuneo, dai. Ok. Ciao. Come va ragazzi? Buongiorno. Buongiorno. Tutto benissimo. Stiamo lavorando, cerchiamo di togliere la lacca di prima, che è stato un bel problema. Abbiamo rotto un e po' quindi il cerchiamo ghiaccio. di... Ok. Abbiamo rotto il ghiaccio. È andata bene. Ero più bravo. teso prima, adesso sono un po' più sciolto, spero che vada meglio questa cosa. E che mi racconti di questo Ti quadro? racconto che noi tre insieme, il team, abbiamo deciso di usare il colore e
vedremo un effetto di colore che ci piace molto, cercando di rimanere su un'eleganza ma che faccia l'occhiolino lo stile che abbiamo portato prima. Quindi parleremo comunque di una conciatura non così perfetta, lavoreremo con degli intrecci e cercheremo di creare uno stile sì elegante ma un po' sciolto, un po' moderno, un po' morbido, non eccessivamente laccato e eccessivamente tirato. Bene, e noi siamo curiosi di vedere bocca al l'effetto lupo finale. e vediamo il finale. Grazie Mirko, Ciao. grazie. Ciao. Cristina, prego. Io ti immagino su un cavalluccio, carina lei, che arriva. Senti, io ti porto a Napoli, ti va? Un unicorno, non un cavallo. Ti porto a Napoli, ti va? Andiamo a Napoli. Un unicorno. Un unicorno, ragazzi, stupendo. Io ti porto a Napoli, prego. Allora. Ma basta dirlo, amore, ma scherzi. Sono qui apposta. Prego. Siccome è impegnativa l'acconciatura che sta preparando la mia collega, perché poi vorrei parlare del nostro team. Noi non abbiamo un'attività insieme, un'attività vera e propria, però abbiamo creato questo team per eventi esterni perché abbiamo molta fiducia l'una dell'altra, ognuno per il suo ruolo, e quindi siamo molto fiduciose l'una dell'altra. Cosa dire di questo outfit? Wow, svelerò pochissimo come nel primo outfit, dirò soltanto che abbiamo scelto un outfit che valorizzi molto la silhouette, molto in linea con le tendenze poco strutturate, molto fluide, più morbide di quest'anno. E niente, va bene, sì, un party straordinario, un party pazzesco e poi vi spiegheremo tutto. Cristina, non so se hai notato, ma vi ha lanciato una piccola frecciatina della serie. Noi non siamo solitamente una squadra, ma lo siamo diventati in questa occasione. Esattamente. Vero? Sì, in questa occasione, ma in realtà perché per eventi esterni noi collaboriamo sempre, abbiamo una grossa stima reciproca. Bene. E Luisa, ormai mi conoscete. Certo, la stylist. Sara per il make up, ma vuoi approfittare e racconti un attimo? Sara, allora, prego. No, dicevo, vogliamo approfittare un attimo che Luisa, la nostra style, sta organizzando una nuova tendenza per i capelli, quindi vogliamo un attimo descrivere queste onde arabe? Sì, in realtà Cristina me ne può dare atto, la nostra giudice. Le onde arabe sono di tendenza. Io ho frisato prima tutto per renderli un po' più corposi, che sono molto pesanti, molto lunghi, quindi ho prima frisati, diciamo, ho fatto tutta la preparazione, esatto, e mo sto lavorando su queste onde arabe perché è legato al nostro tema di questa sera. Bene. Esatto. Luisa, esatto. grazie. Grazie a voi. Buon Grazie lavoro. a voi. Grazie. Dove parcheggerai il tuo unicorno? Sempre in terza fila, perché qua a Roma è Terza sempre... fila. Allora, Claudio, prego, prego. Mi fanno segno 20 minuti, ragazzi, trascorsi. Io prendo il cavallo, me ne vado a Mestre, va bene? Vai, prego. Vado alla Federica, ciao Federica. Ciao. Eccoci qua, ciao, Ciao, Claudio. un lavoro di intrecci, cosa stai facendo? Raccontami Ti un po'. racconto un po'. Questa ragazza viene da noi e dice che ha un desiderio, andare ad un festival in California. Ti dice niente questo festival in California? Mi dice qualcosa? Coachella? Esatto. Perfetto, non dico altro, ci vediamo più tardi. Va bene, sono curiosa dopo. Tassativa lei. Grazie, buon lavoro. Cristina! Allora, eccomi qua. Ti porto leggermente alle porte di Roma. Leggermente fuori Roma. Sì. Ce ne andiamo a Morlupo. A Morlupo ci siamo visti anche nella prima manche. Allora, prima eravamo in un ristorante, giusto? Ora stiamo andando a ritirare un premio a Dubai. A Dubai? Sì. Ah, ecco. Un premio, si può dire, Assunta? Sì, che lei è tipo un di famoso premio? architetto, ha presentato un progetto. Quindi parliamo di design. Design, ha vinto un premio e lo va a ritirare a Dubai. Quindi l'outfit e tutto Sarà l'ensemble per andrà la a veicolare questo messaggio, no? Sarà un abito da sera molto importante, molto equilibrato. Che in qualche modo potrà trasmettere la professione che svolge. Certo. L'architetto, quindi. Architetto. Benissimo, bene, buon lavoro. Grazie e buon lavoro. Grazie Cristina. Sono trascorsi 25 minuti, quindi vi ricordo che fra 5 minuti esatti, allo scoccare dei 30, la nostra giuria dovrà necessariamente a cavallo lasciare lo studio.
Scoccano i 30 minuti e questo è il momento che io amo di più. Loro non lo sanno, ma io li amo. Devo invitare i miei giudici ad uscire. Questo è l'effetto sorpresa. Ciao. Ciao ciao, a fra pochissimo. Stefania, ci avviciniamo alle battute finali. Vedo un grosso lavoro, molto attento. Andiamo a vedere un po', Prego. farci raccontare? Sì, facciamoci raccontare. Dai, partiamo da dal mestre. gruppo di mestre e magari ci raccontate un po' cosa, come l'abito, cosa avete ideato nella composizione dell'outfit. Allora, Irene voleva andare, come vi dicevo Sì. prima, in California a questo festival molto particolare che si chiama Coachella. Che Ok. cos'è questo Coachella? È un ritrovo? È un ritrovo molto glamour perché troviamo diversi stili e diverse persone. Ci sono gli influencer, ci sono degli stilisti. E quindi ci voi come avete calato un po' questa filosofia di Coachella nel vostro look? Abbiamo creato questo outfit un po' particolare. Ok. Lei ha un bikini fatto tutto a mano, di camoscio. E come copricostume l'abbiamo creato con delle perle. Le perle che vanno proprio ad ammorbidire la sua fisicità e soprattutto rimane con il suo tema. Che cos'è? Perché Irene è una primavera, perciò Ok. tutti i colori che noi abbiamo lavorato su Irene servono proprio per dare enfasi alla Colori sua un po' personalità. caldi, luminosi. Caldi e luminosi, Perfetto. chiari, caldi e luminosi. Grazie Federica. Bene, vi comunico che nel frattempo siamo quasi a 8 minuti al termine circa. Andiamo a Cuneo. Beh, Prego. siamo Eccoci. arrivati in un momento tecnico molto... perfetto. E sono le fasi finali. Le fasi finali, i ritocchi, è molto i punti accattivante. luce, capire Senti, esattamente dove mettere il punto qual è luce che dà la filosofia di questo outfit. Poi bellissimo. vedremo anche il vestito super quando femminile, sfilerà. super Sì. leggero, questa è una cosa. Cosa volevate che- comunicare con questa volevamo creazione? comunicare sì red carpet, ma nello Sì. stesso tempo non classico, non troppo per forza strass, per forza luci, ma bensì leggerezza, volume. Quindi e super avete eleganza. preso un po', siete partiti dall'abito per poi Dall'abito. cercare un po' di declinare Esatto. tutto il Abbiamo resto, perché strutturato, l'abito vedo dai dall'abito siamo dettagli partiti che ha anche già nei una vari sua volumi. personalità. Esatto. Grazie, Un complimenti. lungo salto da Cuneo a Napoli. Eccoci, qua vediamo un bello scollo glamour anni 30 e anche l'acconciatura un po' lo ricorda, quindi morbidezza. Allora, innanzitutto è un white perché è una serata importante e quindi il white è sempre Non la coprire. elegantissimo. Allora, Fai un l'ho passo coperta? sì. Allora, è un white party, però molto particolare, molto elegante. Ricordiamo che il white party il primo white party è stato un'idea della regina Maria Antonietta in Francia, perché all'arrivo del re di Svezia volle che tutti i suoi ospiti fossero vestiti di bianco, perché il bianco è simbolo di candore, ma è eleganza, è luminosità, è luce, e quindi è sempre qualcosa di bello. Poi vi svelerò tutti i dettagli. Grazie. Grazie. Torniamo nella capitale.
Andiamo. E andiamo a Morlupo. Eccoci qua. 5 minuti al Chi ci termine, ragazzi. Chi ci racconta un po' la ricerca dell'outfit? Allora, siamo girati da questa parte, sì, vieni, mi cara. giro subito, Eccoci. eccomi. Allora, lei deve andare a ritirare un premio. Sì, infatti, l'abbiamo già certo. detto prima. Come e concepito l'abito? abbiamo pensato a un abito da sera non troppo scollato, ma neanche troppo coperto. Un po' di seduttivo, un po' e un po'. seduttivo. Bene. Visto che avrà a che fare anche con molti uomini e donne certo. abbiamo pensato a quest'outfit che la rende molto Vedo preziosa, che avete un bel ma raccolto, giovane nello stesso tempo. Allora l'acconciatura è un po' un pettinato spettinato, non troppo impostato, per dare un'idea di una persona più fresca, non quelle cose impostate. Certo. Vediamo poi, quando sarà il momento della sfilata, vediamo anche la posizione di questo raccolto rispetto alla sua fisicità. Io ho posizionato il raccolto in base alla body shape, perché ho fatto il lavoro di body Hai fatto il lavoro giusto, bravo. Grazie. Io intanto vi ricordo la classifica che vede Cuneo in testa con 20 punti, segue Mestre 19, Napoli 18, chiude Morlupo a 17. Mi fanno i segnacci da dietro, quindi vuol dire che siamo quasi giunti. Però Napoli vedo che è già terminato. Eccoli. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop alle spazzole! È fatta, ragazzi, è fatta! Stefania, allora intanto invito le modelle ad alzarsi, gentilmente. Così prepariamo la sorpresa per i nostri giudici. Le squadre, gentilmente un passettino indietro. Le modelle davanti alle vostre poltrone, gentilmente, eccole. Che meraviglia, Stefania. Sarà dura. Voglio proprio vedere come sarà si comporteranno dura. Ragazzi, i giochi sono giudici. fatti e quindi io adesso invito le ragazze ad uscire, gentilmente. Prego. Ragazzi. E noi non ci resta che richiamare i nostri giudici in studio. Prego, Mirko Cheyenne, Cristina Bozza, Claudio Morel e la nostra presidente di giuria, Cristina Lazzari. Sì, adesso voglio vedere, tutti entusiasti, adesso battono le mani, Allora, ci siete ragazzi? Siete pronti? Sì. Partiamo, se mi mandate gentilmente la classe, partiamo da Morlupo? Eccola qua. Partiamo dalla squadra che sta chiudendo momentaneamente la classifica. Stefania, ci gustiamo questa prima uscita. Andiamo. Morlupo, prego. Su un taxi capri un bacio che sarà per baby I love you, nenne ti amo, non lo so se ti suonerà il mio melodico, ma stanotte ti dedico perché metti questa casa dritta, io con te vorrei ballare salsa tipo soli sulla rampa. Bene. Abbiamo temuto per un attimo. Parola alla nostra capitana Morlupo, prego. Eccomi. Allora, quest'outfit è stato creato per andare ad un evento, per andare a ritirare un premio a Dubai, perché lei è un architetto e ha vinto appunto un premio e l'hanno chiamata per questo progetto. E abbiamo pensato a quest'outfit perché
non è troppo scoperta, non è troppo coperta ed equilibrata, semplice e chic per noi. Poi abbiamo valutato un po' anche la sua fisicità, abbiamo scelto qualcosa che le stava molto bene. La pettinatura non l'abbiamo fatta troppo impostata per dare un po' un'aria anche un po' fresca. Assunta, grazie. E questo è il nostro lavoro. Sei emozionata, sei emozionata. Sì, come sempre. Giudici! Mirko, che mi dici? Molto bella, molto pulito come lavoro e vari punti luce nel posto giusto, quindi già l'abito la veste veramente bene, è un abito scuro. Grazie. Brava. Cristina. Grazie. Sì, molto fine, molto elegante. Magari avrei preso un po' qualcosina in più sulla conciatura, ma tutto sommato un bel lavoro. Grazie. Sì. Claudio? Semplice ed elegante, bello, bella lavorazione delle maniche, interessante, molto bello. Cristina, Grazie. che mi dici? Mi piace l'armonia generale, cioè guardandola tutto è al posto giusto, c'è un garbo globale tra accessori e la coiffure a me piace perché comunque va a veicolare appunto la sua professione, che ha sempre, insomma, l'architetto ha una certa creatività e non c'è troppa rigidità. Bene, bravo, trasformate... grazie. Cosa? Ditemi? No, Ho sentito? stavo Ok. ascoltando. Trasformate in votazione i vostri pensieri. Stefania. Eccomi Marco, davvero un bel lavoro, Vero? il gruppo di Morlupo, e devo dire che anche la ricerca dell'abito giusto non è banale, perché è vero che un bell'abito può fare la differenza, però devi anche saperlo scegliere, no? Certo. E adattarlo il più possibile anche alla fisicità della tua modella, oltre al fatto che deve andare magari in un certo ambiente dove magari non ha certo pudore, tipo coprire le spalle e le mani, che può essere anche un elemento, diciamo, irrinunciabile. Quindi sono d'accordo con Cristina Lazzari, ha tutto molta armonia ed rende radiosa questa persona, quindi si vede che si sente bene, quindi la soddisfazione di vestire qualcuno che sta bene, si sente bene, quello è un grosso punto di forza. Era della entrata nostra talmente professione. nella parte la nostra modella Sì. che stava andando direttamente Al all'evento. premio, L'abbiamo esatto. vista, noi l'abbiamo dovuta bloccare, bellissimo, complimenti, perché è il gioco dell'attore nel personaggio. Quindi ci sta tutto. Allora, Bene. noi ci abbiamo già? Ci fanno segno? Ok. Quindi la parola Abbiamo il voto. al nostro LED e adesso cominciamo veramente la fibrillazione. LED, prego. 52. 52. È la volta Stefania di Napoli. Prego Napoli, a voi la parola, prego. Abbiamo scelto un outfit molto chic, molto luccicante, perché la location è Dubai, quindi abbiamo scelto un tema luccicante come Dubai. Lei è un'attrice emergente che va ad una serata di beneficenza per un'associazione internazionale lì sul terrazzo del Burj Al Arab, quindi deve essere molto elegante, molto chic, e questo dettaglio dell'acconciatura richiama anche un po' usi e costumi un po' dei paesi arabi, quindi abbiamo scelto un po' questa tematica che copre il capo, no? Quindi credo sia perfettamente in tema. Poi l'abito sottolinea molto bene la sua silhouette, una linea fluida, morbida, ma credo che sia perfetto per l'occasione. Bene, parola ai nostri giurati. L'abito è molto bello perché già l'abito è gioiello, e proprio perché hai valorizzato con il copricapo, la prossima volta ti consiglio di bloccarlo perché gli cade indietro, però nell'insieme, nel tema c'è tutta. Complimenti, Sì, brava. anche le onde mi piacciono Sì, tanto, le onde belle pulite, delle- lavorate bene. Questo è il tema di l'air stylist che ha scelto questo
Claudio. Bella, bel lavoro, complimenti, davvero. La nostra presidente di giuria. Trovo che sia un bel lavoro perché il vestito è molto ricco, una sua preziosità, e quindi l'aver rinunciato a qualsiasi altro tipo di accessorio lo trovo molto giusta e molto oculata. È proprio, parlerei di apparizione, veramente molto bello. Anche io apprezzo, non sono tecnica come loro dal punto di vista della coiffure, ma trovo che questa onda laterale sia giusta nell'economia dell'outfit generale. E neanche a farla apposta si chiama onda araba, quindi sì, Trasformate in voti i vostri pensieri. Stefania. Eccomi. Che mi dici? Sono affascinata da quest'abito e dalla composizione dell'insieme del lavoro, devo dire. Quando ho visto la modella seduta in fase di preparazione, questo copricapo morbido e questa scollatura che c'è anche sulla schiena mi ricordava un po' le spose degli anni 30, quindi un riferimento anche un po' a un'epoca del passato molto elegante, che valorizzava molto la sensualità della donna in maniera discreta e molto raffinata. Un po' la Grace Kelly, mi ricorda un po' Grace Kelly in uno dei suoi film. Sì, ma anche le dive Hollywood degli anni 30, 40, sì. Sì, molto elegante, molto raffinata. Bene, siete soddisfatte comunque, ragazzi? Sì. Perché è importante anche sapere il vostro di parere, perché voi avete a disposizione un riuscire tempo. nel nostro lavoro finale, alla fine, nel risultato finale, quello poi alla fine, cioè far passare il messaggio che intendevamo far passare. Anche perché una volta scelto l'outfit e il tema, ognuno poi ha fatto il lavoro a sé, nessuno di noi ha trovato da ridire o da migliorare, quindi ognuno ha fatto il suo lavoro. Parola al nostro LED, prego. Napoli 54. Attenzione, siamo a stretto, molto attaccati. Prego, è la volta di Mestre. Ma che bella era la centrale elettrica, da sdraiati sopra il tetto della macchina. Ce l'avevi ma dicevi sottovoce io non ho paura, paura, e mettiamo sotto sopra la mia nostalgia, quella che poi conosci solo tu in teoria. Le mani sulle guance, fior di latte e euforia. Sono passate quante settimane, non lo so, a fare sesso e litigare. La nostra capitana Federica, prego. Allora, Irene, come vi dicevo prima, aveva questo sogno perché lei è un influencer e voleva andare a questo Coachella, che è un famosissimo evento proprio in California. E che cosa voleva? Voleva avere una cosa diversa dai soliti abiti. Perciò le abbiamo creato questo outfit con questo bikini che è di Daino, è fatto a mano, e la stessa cosa è per il copricostume, che è fatto tutto di perle, fatto a mano dalla nostra Giusy e da suo marito, e hanno creato questo copricostume fatto di perle. Poi per la sera, magari in mezzo al deserto un po' freschino, abbiamo messo questa camicetta. Ma perché c'era un pizzico di ponentino? Ma sì, era un pelino freschino. A Roma capita. Mirko! Prima di tutto ti vorrei fare tanti complimenti, Federica, per le tue spiegazioni, per quello che sei. Mi piace, hai dato quel tocco di country chic anche in tutta la creazione. Mi piace molto le perle, mi ha stupito perché ti ho visto lavorare più volte, hai usato degli accessori veramente pazzeschi, e complimenti all'acconciatura perché ho visto che in poco tempo sei riuscita a creare veramente tanto con i capelli, quindi hai lavorato molto. Il trucco mi piace, giustissima, e complimenti Federica. Grazie. A prescindere dal lavoro, complimenti a te. Grazie. Veramente brava. Cristina, che mi dici? Sì, che si vede comunque che c'è una ricerca dietro. Non ho capito solo se sta sulla spiaggia in California. No, è in mezzo al deserto. È in mezzo al deserto. Siamo lì. Si parla sempre di Se vuoi il prossimo anno ci andiamo anche noi a Coachella. Andiamo. Claudio. Devo dire che è pronta per la California. Ci manca solo il biglietto, quindi tutto al posto ha giusto. centrato comunque perfettamente l'obiettivo, il tema,
perché direi che è proprio il suo. Però ha dato anche quel tocco di diversità. Sì, assolutamente. Bello il dettaglio delle perle, è bellissimo davvero. Cristina, sei d'accordo con i nostri titolari? Sì, sono assolutamente d'accordo. E intanto Coccella è anche conosciuta per essere proprio foriera di nuove tendenze, quindi è interessante il fatto di andare con quel pizzico in più, quell'eccentricità, quel tipo di look che in un altro contesto sarebbe sopra le righe, mentre a Coccella va perfettamente. Mi piace l'utilizzo rock della perla, quindi che si allontana da elemento borghese ma continua nell'onda di Chanel con quell'aspetto, con quell'allure rock. Quindi molto bello, e apprezzato anche il modello della calzatura che è in grande tendenza, quindi con questo sandalo alla schiava in oro che si prolunga sul polpaccio, quindi complimenti. Grazie. Bene, Stefania. Eccomi. Allora, che cosa posso dire? Voglio rovinare la festa. Ah, dai! No, allora, intanto sì, mi piace molto la ricerca che hanno fatto su questa modella. Normalmente quando sei a Coachella cammini nell'erba o nella sabbia, quindi il tacco dorato forse non è l'ideale, quindi il motivo a schiava poteva andare bene, però magari con una calzatura in un cuoio leggero, più bassa, insomma più confortevole. E detto questo, però, effettivamente una ragazza giovane con una fisicità che regge anche una certa creatività, quindi l'esperimento comunque riesce. Quindi devi farti stendere le passerelle quando passi tu, ma magari lo fanno. Esatto. E allora non ci rimane che dare il nostro LED, ma prima di questo possiamo dire che la prima in classifica, mi fanno segno, è già in finale? La vediamo? LED Mestre! Vai! Mestre in finale! Segue Napoli a 54, Morlupo 52, quindi Mestre è la terza finalista. C'è gioia e non ci rimane che dare visione. Prego, Cuneo. E se poi scappo via così, nei vicoli di Spacca Napoli ci rimarrei per sempre, ti giuro sempre. Vorrei dirti che devo andare, ma che tu dico a fa'? Ehi, 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 ehi. Oh, ma che tu dico a fa'? Ormai ti amo e tu mi ami, ehi, se non lo vedi metti gli occhiali. Parola al nostro capitano, che ti sono brillati gli occhi, È bello leggere la soddisfazione nei vostri volti. Ho scelto quest'abito nelle ultime collezioni, me l'ha prestato con Giulia, lo abbiamo scelto insieme da un nostro amico che crea queste bellissime creazioni. L'abbiamo scelto per lei perché è una ragazza giovane, volevamo intanto rispettare la sua armocromia, lei è un autunno, quindi abbiamo scelto un giallo e l'oro che si accosta al viso, e abbiamo cercato di renderla comunque elegante ma nello stesso tempo molto leggera e molto giovane, molto fresca. Gli accessori che ho usato in testa in realtà sono delle cose che io trovo in casa, sono delle cose di Natale in realtà, che ho trasformato e utilizzato per i capelli, perché mi piaceva questa idea di avere dei punti luce e non per forza bisogna usare cose per i capelli quando uno ha la fantasia per poterlo fare. Abbiamo usato un trucco molto elegante, diciamo, abbiamo usato ovviamente il giallo perché è luce, perché comunque questa modella aveva già un'eleganza importante con questo abito, quindi l'abbiamo sottolineato e siamo rimasti quindi in palette con i suoi colori. Bene, giuria, i miei... L'abito, il giallo domina sempre nelle passerelle, negli eventi, quindi non voglio essere ripetitivo, comunque in tendenza nelle primavera e estate, quindi ci siamo. L'acconciatura pure mi piace, il trucco meraviglioso.
l'orecchino. L'unica cosa che non avrei messo la collana, perché non riesco a capire se è in argento o in oro. In realtà è un fondo di oro antico, però che dipende un po' per avere... Da qui risulta Sì. argento, quindi era una cosa che forse io non avrei messo. Siamo perché... stati molto in dubbio. Sì, infatti era meglio che non la mettevi, cioè per me. Però nell'insieme comunque è molto bella. Originalissima anche l'idea degli accessori per capelli. Ho visto, Cristina, ho notato che non sei d'accordo? Allora no, non sono completamente d'accordo con Mirko, perché io credo che invece spezzare tutto l'oro con quel dettaglio che è un oro brunito, con delle pietre che in ogni caso catturano la luce, per cui non è di un solo colore ma di tante sfumature, va ad alleggerire, nel senso che se fosse stato un bijou oro avremmo sentito un appesantimento generale, e quindi io invece approvo quella scelta lì, così come il modello dell'abito e l'acconciatura. Ci ho dovuto riflettere anch'io però, Mirko, perché sul momento io non avrei... Io però ho notato un leggero scuotere la testa di Claudio. Non lo so, perché sono più d'accordo con Mirko, perché mi disturba un pochettino il gioiello. Secondo me c'è qualcosa che non vali. C'è già l'orecchino. Piuttosto non avrei messo nulla, avrei lasciato gli orecchini, sì. Bravo. A questo punto, allora sì, ditemi, scrivete quello che avete appena detto. A questo punto, Stefania. Dico anch'io la mia. No, la devi dire. Dico anch'io la mia, è bellissimo. No, perché questa diatriba sul... Ma anch'io voglio dire la mia sul colliere. Siamo qui apposta. Allora, spero che i giudici intanto votino e io non voglio condizionare nessuno. Allora, io avrei tolto tutto. Ta-da! Tu avresti tolto tutto? Perché la bellezza di questo abito è proprio questo equilibrio delicato della scollatura ampia che lascia fuori le spalle, con questo voile che fa un girocollo proprio per essere indossato. E ricorda un po' gli abiti stile impero, ed era un'epoca che arrivava dopo la rivoluzione francese, un periodo molto ricco. Impero era molto più lineare, più sobrio, quindi metteva molto in risalto il collo lungo, la pelle diafana del décolleté, le spalle. E quindi, visto che è un abito comunque di tendenza e lei è giovane, lì per decoro secondo me va un po' ad appesantire invece una riuscita che era molto efficace anche senza. Quindi io avrei proprio tolto la parure. È molto divertente invece lavorare sulla conciatura per buttare anche degli elementi creativi di giallo, eccetera. Fermo restando che Mestre è già in finale, a questo punto Cuneo, per passare direttamente a questa ambita, dovrà superare e fare più di 54. Vediamo. Che è il punteggio di Napoli. Vediamo. Quindi attenzione, io darei pochi secondi per attendere. Vi ricordo che Cuneo, per passare il turno e quindi andare direttamente in finale, dovrà realizzare più di 54 già realizzato da Napoli. Parola a LED. Cuneo 57. E allora la classifica lasciatela gentilmente. Mestre 59, Cuneo 57 volano in finale. Applauso. Stefania, che mi dici? Che abbiamo visto dei lavori straordinari. Meravigliosi. Bello. Complimenti a Morlupo, complimenti a Napoli. Ci avete fatto sognare, veramente. Bravi tutti, grandi artisti. Grazie a voi. E viva l'Italia, viva l'arte, viva belli, siamo forti. Numeri 1. Grazie ai nostri autori, grazie alla mia giuria. Stefania Fornoni, ci vediamo in finale.